Insomma, abbiamo sentito adesso Stefano Canu che ho intervistato l'altro giorno nella sede allo Stadio Zoboli del Carbonia Calcio, un Carbonia Calcio che naturalmente si sta preparando, nonostante ovviamente ha fatto bene a dirlo il vicepresidente Antonio De Sobus, bisogna prima di tutto risolvere il problema stadio, è uno stadio bellissimo, chiaramente però bisogna intervenire per adeguarlo per quanto concerne il campionato nazionale dilettanti. Mi pare però siamo pronti anche per sentire alcune battute dell'intervista che ho raccolto sulla televisione per quanto riguarda il mister Andrea Marongiu, la linea che va a Ugo Bulgarelli. Benissimo, abbiamo sentito naturalmente alcune dichiarazioni di una lunga intervista che ho documentato naturalmente anche su internet, sui social network per quanto riguarda il mister Andrea Marongiu, al quale naturalmente auguriamo possa trovare per la prossima stagione un accordo col sodalizio Biasolu e poter magari esordire nel campionato nazionale dilettanti. Mi pare che con Ugo Bulgarelli siamo arrivati al culmine, al termine di questa prima puntata, ne avremo un'altra la seconda lunedì, nuovamente appuntamento alle 8:30 con il vicepresidente, l'altro vicepresidente Francesco Sezzu e con il direttore sportivo Sebastian Pundu, e poi martedì invece avrò un'intervista con il ex mister del Carbonia Calcio che per tanti anni ha guidato proprio anche in Serie C, sto parlando dell'amministratore delegato Checco Fele, che parlerà ai nostri microfoni. Allora Ugo, intanto ti ringrazio, grazie a te, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, abbiamo sentito ovviamente oggi Antonio De Sobus, a lunedì l'appuntamento 8:30, 30 anni dopo il Carbonia in Serie D. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Renato Scalo, è qui in studio con noi c'è anche Liliana che è alle riprese, sta ancora riprendendo per la TV di Renato, ringraziamo ovviamente, e noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Abbiamo ovviamente, come ha detto anche Renato, la puntata dedicata ancora al Carbonia nell'ultima mezz'ora. Grazie a tutti per averci seguito, le trasmissioni in diretta poi proseguono qui da Radio Luna. Abbiamo ovviamente una buona giornata, continuate a seguire le nostre trasmissioni. Grazie, buona giornata.